Quasi un anno fa, esattamente il 12 gennaio, intorno alle 7 del mattino, occhi cerulei, brillanti e sempre, come dire, capaci di infondere gioia, di infondere serenità, si sono chiusi, si sono spenti. Si sono spenti gli occhi di fratel Biagio Conte, ma la percezione a un anno di distanza dalla sua scomparsa è che in realtà quegli occhi ci guardino ancora, che siano ancora tra noi. La percezione grande, forte, si è avuta proprio in questi giorni, nei giorni in cui si celebra il ricordo a Palermo, giorni in cui anche un libro bellissimo sulla vita di quest'uomo meraviglioso è stato presentato alla cattedrale di Palermo. Lì sembrava che ci fosse lui, fratel Biagio. A scrivere questo libro una coppia di giornalisti, ho collegato appunto da Palermo la collega Alessandra Turrisi. Buon pomeriggio Alessandra. Buon pomeriggio e grazie per l'invito. Allora, hai scritto questo libro bellissimo insieme a Roberto Puglisi, oggi ci sei soltanto tu qui con noi. Ho detto in apertura, avete presentato il libro proprio in cattedrale, è stato un grande dono, ma è stata anche la netta percezione che lui fosse lì, che lui fosse ancora lì. Sì, abbiamo avuto questa sensazione perché tutte le persone che sono arrivate numerose in cattedrale sono venute lì per lui. Quindi c'erano tanti volontari storici, tanti amici della missione, tantissimi rappresentanti delle associazioni dei vescovi, gente semplice, gente che ha conosciuto Biagio sin da quando era ragazzo, perché ha cominciato appunto sotto i portici della stazione a portare una parola di conforto e un pasto caldo a chi non aveva più nulla. Erano persone che volevano essere lì in qualche modo per ritrovarlo e ricordarlo nel tempio diciamo nella principale chiesa della diocesi di Palermo, dove lui è nato e cresciuto e dove era sempre presente in ogni occasione in cui la chiesa veniva convocata, perché lui era un cristiano vero, un uomo che ha fatto sul serio con il Vangelo, che in qualche modo ha sposato la radicalità di Cristo. Allora, senti, noi abbiamo ricostruito in un brevissimo, non proprio brevissimo, insomma, ma in un servizio giusto, per lui ci sarebbero voluti davvero tanti minuti, un po' la sua figura, ricordando anche l'anno dalla scomparsa. Lo voglio vedere insieme a te, insieme al nostro pubblico, e ne parliamo tra un attimo. Ecco qua il ritratto di fratel Biagio. La missione nasce dalla strada, nasce per aiutare quelli che la società lascia indietro, emargina agli angoli. Li chiamano barboni, alcolisti, vagabondi, giovani sbandati, lo straniero. Io ho sentito nel cuore chiamarli fratelli. Tutti fratelli, e lui per tutti era fratel Biagio. Il 12 gennaio di un anno fa alle 7 del mattino, a soli 59 anni, Biagio Conte ha salutato la vita terrena, spirando circondato dai volontari e dagli ospiti della comunità Speranza e Carità che aveva fondato nel 1993. Agli ultimi aveva dedicato la vita e le sue battaglie, per loro la scelta di lasciare il tutto che per lui non era nulla, per andare verso il nulla che per lui era tutto. Uno schiaffo alla mondanità, alle marche dei vestiti, agli idoli della gioventù, per lasciarsi spingere da un vento più forte, fino a lasciare gli agi di una famiglia benestante quel 5 maggio 1990, a 26 anni. Una follia per tanti, un dono incommensurabile per altri. I miei amici non mi capirono. Gli dissero i miei: curatelo perché avrà la depressione. E io ho risposto: curate questa società malata e anch'io guarirò. Da lì il ritiro nelle montagne dell'entroterra siciliano, il viaggio a piedi verso la città di Assisi, da San Francesco, il faro che ha illuminato sempre il suo percorso. Poi la scelta di restare a Palermo, trovata in condizioni di miseria. Il 16 gennaio 2014, Biagio Conte, da anni costretto su una sedia a rotelle, riprende a camminare dopo un'immersione nelle acque di Lourdes. Nel 2018, dopo la morte di alcuni senza tetto nelle strade di Palermo in segno di protesta contro la povertà, decide di dormire in strada iniziando uno sciopero
sciopero della fame e anche negli ultimi giorni della sua vita, pur gravemente malato, era tornato a lanciare appelli alle istituzioni per aiutare la missione. 3 sedi nel segno dell'accoglienza, dell'amore e dell'eguaglianza tra i popoli, tra i quali il luogo che ha accolto il suo ultimo respiro in via dei Collati 29. Non si guarda il colore, non si guarda la nazione, la persona che chiede aiuto viene aiutata. Ecco che con Don Pino ci siamo detti: allora la chiameremo casa di preghiera per tutti i popoli. Difficile, molto difficile riassumere in un servizio fratel Biagio Conte. Eppure la percezione è che nella sua come dire, immensa volontà di abolire le differenze, di vivere totalmente per l'altro, no? Per gli ultimi, che fossero migranti, che fossero persone che dormivano sotto i tetti o alla stazione, ci fosse anche, Alessandra, la consapevolezza di avere una grandissima forza, ed è stata forse quella forza che lui utilizzava quando cercava di convincere le istituzioni all'aiuto. Aveva consapevolezza, fratel Biagio. Sì, aveva consapevolezza, ma sapeva di non essere lui il protagonista. Il protagonista doveva essere colui che aveva bisogno di aiuto, e nel nome di queste persone che avevano bisogno di aiuto lui era disposto a fare di tutto, a salire sui tetti, a digiunare per settimane e settimane, a camminare senza sosta per le strade della Sicilia, dell'Italia, dell'Europa intera. Cioè tutti i periodi di protesta, le manifestazioni proprio di sollecitazione alle istituzioni, a tutti i cittadini, che sono state fatte durante la sua vita, sono state fatte con questa consapevolezza che era importante fare qualcosa per applicare, ecco, far trionfare la giustizia nei confronti di coloro che soffrivano e soffrivano a causa della società. Avete sentito tutti le sue parole, sono inequivocabili, possiamo dire, nel senso che si capisce che lui ha davanti colui che hanno più bisogno di aiuto e che non sono difesi da nessuno. Ecco, lui ne prendeva le difese e cercava di affermarne i diritti, ed è riuscito a ottenere veramente tanto con questo suo modo di fare, ed è risultato credibile, ma è risultato credibile perché lo ha fatto senza interesse. Ecco, Alessandra, il giorno dei funerali è stato un giorno indimenticabile. Noi abbiamo seguito quella giornata con una lunga diretta e abbiamo avuto la percezione fortissima, ancora più forte, del fenomeno che negli anni avevamo raccontato da cronisti. Una moltitudine di persone dove in effetti non c'era la percezione di differenze, tutte le religioni, tutti i colori della pelle, tutte le età, tutti, assolutamente tutti. Cosa sta rimanendo di tutto questo? Ma intanto resta certamente il grande spirito di unità, di solidarietà, che è nato proprio da quelle giornate. Tu hai fatto riferimento al funerale di cui stiamo vedendo le immagini, proprio Monsignor Lorefice che saluta i familiari di fratel Biagio e poi si accinge all'altare ed è circondato da tutti i vescovi di Sicilia, da tantissimi sacerdoti, e poi c'è veramente il popolo di Palermo. Ma non solo quel giorno, anche i giorni precedenti, dal momento della morte ai funerali, ma anche prima, nel momento della lunghissima sofferenza. Ecco, tutto questo periodo, quando Biagio si trovava nel suo letto, che abbiamo definito sia io che Roberto Puglisi letto di sofferenza e di preghiera, lì si è radunato un popolo, sono venute persone da ogni dove, hanno voluto salutare fratel Biagio, chiedere un'ultima grazia, un'ultima preghiera, ma soprattutto
gli hanno voluto dire grazie. Ecco, secondo me resta proprio questo, resta la grande gratitudine nei confronti di questo testimone così radicale del Vangelo, di quest'uomo che si è speso fino all'ultimo per i più bisognosi, perché in qualche modo ciascuno rilegge nella propria vita un bisogno. Le periferie esistenziali, come Papa Francesco ama dire, non sono soltanto quelle popolate da coloro che hanno dei bisogni materiali, ci sono persone che si sentono sole, che sono sole, ci sono gli anziani, ci sono i disabili, ci sono coloro che non si sentono amate da nessuno, persone che magari sono in salute ma che vivono la solitudine, che hanno bisogno di ciascuno di noi. Quello che resta è un messaggio a ciascun cittadino. La cosa che mi piace ricordare è che Fratel Biagio non parlava in generale, chiamava in causa ciascuno, chiamava in causa i cittadini, non i cristiani, i cittadini, indipendentemente dalla propria fede sociale, dalla propria confessione religiosa o dal proprio status sociale, chiamava in causa tutti devono avere un ruolo per costruire una società migliore. Ecco, tra l'altro lui realizzava anche all'interno della missione, no? Quello che un po' tu stai dicendo, cioè ognuno deve avere un ruolo, e lui all'interno della missione assegnava un ruolo che era in relazione alle qualità di ciascuno. Cioè lui diceva: ma chi lo dice che questi non sono utili, non sanno fare niente, devono essere solo degli emarginati, sanno fare bene questo, sanno collaborare, e hanno portato tanto bene alla missione. Era un po', no, in piccolo quello che una società civile dovrebbe realizzare. Che dici, Alessandra? Lui era un uomo che aveva fiducia nell'altro, non diceva mai quella persona è inutile, ogni persona è utile. Anche quello che si trova sulla sedia a rotelle, che non può, che non ci sente, che non ci vede, a cui manca un braccio. Ciascuno ha delle qualità che possono essere messe a disposizione degli altri e della società. Ma queste cose non rimanevano parole, come tu stessa hai sottolineato, diventavano concretezza di vita diventano concretezza di vita nella missione di speranza e carità, sin dal primo momento. È il motivo per cui, per esempio, a lavorare, ad arricchire la chiesa della sede di Via Decollati sono stati davvero tutti coloro che sapevano fare qualcosa, dalle maestranze ai pittori, agli scultori, migranti, persone con problemi che invece avevano delle grandi risorse da mettere in pratica. E forse veramente la sua grande vocazione in questi oltre 30 anni è stato quello di dire chiaramente, di dimostrare chiaramente che per tutti c'è una seconda possibilità. Per tutti c'è una seconda possibilità. Senti, perché avete sentito il bisogno? Perché credo che quello tuo e di Roberto Pugliesi sia stato proprio un'esigenza di scrivere questo libro, di raccontare Fratel Biagio, di raccogliere anche le testimonianze di delle persone alle quali in qualche modo Fratel Biagio ha cambiato la vita. Qual è stata la prima esigenza? Sia io che Roberto Pugliesi siamo due giornalisti palermitani che da tantissimi anni, direi da decenni, seguiamo e abbiamo seguito le sorti e l'evoluzione della missione di Speranza e Carità e della vita di Fratel Biagio. Abbiamo avuto questo privilegio, il privilegio di raccontarlo. E quindi avevamo veramente tantissimo materiale, tanto altro lo abbiamo raccolto attraverso interviste, attraverso approfondimenti, attraverso letture di ciò che era stato scritto prima e che ricostruiva proprio i primissimi anni della sua vita. E allora abbiamo pensato che noi avevamo questo dono della scrittura e come lui
ci diceva sempre ai giornalisti: voi avete un ruolo importante nella società, e lui non ci considerava mai degli intralci o delle persone che un po', lasciatemi passare il termine, rompevano le scatole. Lui ci considerava delle persone importanti con un ruolo importante proprio in difesa degli ultimi. Mi ricordo quando mi chiamava certe volte per risolvere dei problemi di alcuni, cioè, ne ricordo una che racconto nel libro, è veramente una storia incredibile di una donna che migrante, che si ritrovò nella missione femminile di via Garibaldi e si scoprì, scavando, grazie anche a una mediatrice culturale, che in realtà lei si trovava lì senza il suo bambino perché le era stato tolto in quanto erroneamente le avevano diagnosticato un problema psichiatrico che lei invece non aveva solo un problema di incomunicabilità perché non riusciva a parlare alcuna lingua. Ecco, lui salvava le persone in questo senso e considerava i giornalisti degli strumenti, in senso positivo chiaramente, in questo senso. Di Quindi aiuto, noi ci siamo certo. Di aiuto. Noi ci siamo sentiti chiamati. Senti Alessandra, a proposito di giornalisti, per noi preziosissimo il nostro collega Marco Gullà, con il quale ci colleghiamo ovviamente dalla tua città, da Palermo. Buon pomeriggio Marco, hai un ospite con te, parlavamo prima delle persone alle quali Biagio Conte ha certamente cambiato l'esistenza e uno è lì con te, ce lo vuoi presentare? Sì, buon pomeriggio Roberta, sono con Riccardo Rossi, lui è un volontario della missione ma è una persona che è stato accanto tantissimi anni a Fratel Biagio, ha cambiato la vita di tante persone, forse anche la nostra, di noi giornalisti, ma l'ha cambiata ovviamente anche a Riccardo. Riccardo è stato fino all'ultimo giorno accanto a Fratel Biagio. Ma sì, mi ha cambiato. Diciamo che io ho fatto la scelta di seguire il Signore da diverso tempo, anche prima di conoscere Fratello Biagio. Però quando quella volta, lui era nel 2018 a gennaio alle poste centrali, gli occhi così intensi, quell'essere diventato un senza fissa dimora e dirmi: è il Signore che ti manda, grazie per essere venuto. Io ho fatto una preghiera al Signore per cambiare un po' il mio percorso di vita insieme a mia moglie. Ebbene, lì lui disse proprio testuali parole: ho trovato un'Italia in ginocchio, e praticamente mi sono messo qua non a caso, perché non mi sono messo davanti al comune, alla prefettura e davanti al Parlamento, insomma in tutte queste istituzioni, alla Chiesa, perché la colpa non è loro, la colpa è di tutti, e mi sono messo qua davanti alle poste e telecomunicazioni per dare comunicazione a tutti. Quel giorno ero lì, ero andato a Palermo, ho capito che avevo la chiamata a tornare giornalista, io che ormai non lo facevo da, possiamo dire, quasi 15 anni, prima ero stato giornalista anche parlamentare a Napoli. Ebbene, sono rimasto accanto a lui per strada e la mia vita è cambiata un'altra volta grazie a lui, è cambiata in maniera molto importante. Ho capito che pur stando per strada, perché ho dormito per strada, facevo il giornalista e mi occupavo delle istituzioni, ero l'uomo più felice del mondo, perché facevo quello per cui il Signore mi aveva programmato, ma al tempo stesso tornavo a fare il mio vecchio amore, che in realtà non mi ha mai, come dire, passato. Allora, ci fermiamo un attimo, grazie Marco, rimanete con noi, lo dico anche ad Alessandra, torniamo davvero tra un minutino e mezzo per continuare a parlare di Biagio Conte. Siamo tornati in studio, Sicilia 24 Focus, parliamo di Biagio Conte che un anno fa ha lasciato la vita terrena. Siamo con Alessandra Turrisi, scrittrice, e con Marco Gullà in collegamento, con un'altra presenza forte, quella di Riccardo Rossi, che è attualmente un volontario della missione. Io vorrei condividere con voi, perché secondo me non ci si stanca mai, no? Di vederlo, di sentire le sue parole. Alcune delle parole pronunciate proprio da Fratel Biagio, raccontava di sé, di questa sua vita fatta di marche, di calciatori che piacevano le squadre di calcio, fino alla considerazione che forse per i genitori, per il padre in particolare, questa era davvero una follia. Sentiamo. Stavo male per una società egoistica, indifferente, questo era il mio malessere. Io devo tanto alla mia mamma devo tanto perché mi ha trasmesso profonda fede. Papà non ha capito, mio padre non ha accettato, l'ha presa male, io unico figlio maschio,
Mamma mia, l'ha presa molto male. Stato tutto a 26 anni, ero un giovane che viveva per le vie della città, imboccava tante vie, i giovani, la comitiva, andavo in discoteche, in pizzeria. Mamma mia, il bullying, tutto questo l'avevo fatto, pieno di marche. Ero patito di Wagner, Lewis, io ero fans dei giocatori, cantanti, attori. Ora se vi dite di chi sono fans, del buon Dio, di San Francesco, Madre Teresa, quelli che hanno dato la vita. Nostro Signore, veramente Gesù, un amico. Allora, è stato preso un po' per matto, no? A un certo punto. Poi insomma, questa cosa si è ridimensionata. Quando si è ridimensionata? Questo papà poi nel tempo ha compreso, ha accettato, ha accolto Alessandra e poi andiamo da Riccardo. Sì, hanno compreso, hanno accolto con grande difficoltà, ma mettiamoci nei panni di un ragazzo che decide veramente di lasciare tutto, anzi proprio lascia tutto, lascia soltanto una lettera e si allontana da casa e sparisce. Non c'erano i cellulari allora, si sono dovuti rivolgere a chi l'ha visto per cercare di trovare notizie, insomma, di questo giovane che era sparito nel nulla. E che cosa aveva fatto Fratel Biagio? Aveva cominciato a camminare e a rifugiarsi nei luoghi che gli erano più consoni, cioè i luoghi della natura, il verde, gli alberi, gli animali, provare a ritrovare se stesso, a trovare la propria strada, la propria vocazione, a mettersi in dialogo con Dio e con il creato. E questo è rimasto in qualche modo un filo conduttore, insomma, della sua vita. Pensate a tutte le volte che si è rifugiato in ritiro, in digiuno, in luoghi impervi della Sicilia e non solo. Il motivo era proprio questo, quello di ritrovarsi a tu per tu con Dio e capire veramente a che cosa era chiamato. Alla fine anche la famiglia ha compreso, anzi non tanto alla fine, insomma la mamma, le sorelle soprattutto, anche il papà successivamente hanno compreso praticamente da subito che questo figlio si era allontanato, ma in realtà non era perso, era ritrovato, perché aveva ritrovato se stesso e la sua missione, la sua vocazione, e quindi gli hanno anche dato una mano, una forte mano in tutti questi anni. Andiamo da Marco. Marco. Sì, intanto salutiamo e ringraziamo Alessandra e complimenti per ovviamente la sua pubblicazione assieme a Roberto Puglisi. Riccardo. Ma guarda, io ho avuto il dono di stare qualche volta a casa di Fratello Biagio e quindi conoscere bene sia la mamma che il papà. E ricordo che una delle ultime volte che andammo a casa facemmo questo rosario tutti insieme e lo fece anche il papà, miracolo dei miracoli, perché non è che ne mangiava molto di fede. E mi ricordo la cosa divertente che a un certo punto il papà, mentre stava facendo il rosario, fa provocatoriamente a Fratello Biagio: ma diciamo sempre la stessa cosa. E Fratello Biagio ridendo dice: papà, tu prega. Ma perché poi lui era, come dire, aveva quel candore, no? Cioè io negli occhi gli leggevo una sorta di candore per il quale, per quello che mi sembra di capire, riusciva a convincere anche con una parola, no? Anche con lo sguardo, perché era disarmante il suo modo di guardare, ma anche il suo modo di parlare. Riccardo, sì, quale... e poi Roberta... Sì, vai. Era scusami se ti interrompo, no, vai. Aveva il candore di un bambino, no? Riccardo mi racconferma, era lui che si stupiva per una coccinella che si posava sulla mano o per un filo d'erba che veniva su, un fiore che sbocciava, il sole che spuntava tra le nuvole in una giornata piovosissima e diceva guarda, sta spuntando il sole. Cioè questo era il suo modo di reagire e poi era una gioia interiore che veniva da dentro, dunque illuminava davvero tutto con quel sorriso e quegli occhi. Riccardo, quali sono state le gioie maggiori, le soddisfazioni maggiori anche dell'azione, no? Di Fratel Biagio, di questa sua lotta continua per convincere le istituzioni ad aiutare la missione, per far sì che non si abbandonasse quel progetto? E qual è stato invece il suo dolore più grande, la sua, chiamiamola, sconfitta in questa lotta? Ci sono due momenti che puoi ricordare?
Ma di gioie ce ne sono tante. Lui ogni volta che faceva questi digiuni penitenziali di preghiera e di digiuno, in realtà erano dei semi lanciati a Dio per entrare in comunione e risolvere le cose. Devo dire, quando stavo lì con lui ne ho viste tante, di cose che si risolvevano anche a latere, diciamo così, Sì. vite cambiate, miracoli, insomma. Infatti mi sembrava di vedere proprio le mie pagine del Vangelo quando Gesù passava e le persone venivano guarite. Proprio vedevo queste persone che venivano, che ne so, dall'ospedale ed era uscito dal coma, chi aveva, come dire, una miocenesi che non andava bene e la volta dopo che venivano non c'era più niente, insomma cose di questo tipo. E quindi di queste cose anche belle ne sono successe tante. Poi lui lanciava queste cose anche grandi, tipo il discorso degli immigrati, altre cose che comunque presuppongono anche una grande riflessione un po' da parte di tutti, quindi quelle cose non si risolvono sicuramente grazie all'impegno di Biagio, però almeno ci si interroga. Di cose che gli hanno fatto molto male, vabbè, lo sappiamo che a volte è andato via anche da Palermo perché Palermo lo feriva, non voleva essere fotografato tante volte perché alla fine è diventato un bersaglio continuo di tutti i telefonini, magari non volevano neanche scambiare una parola, volevano fare per forza la fotografia e lui ci soffriva. Sembra una banalità, ma per lui era importante. E poi anche tutto quello che è il look in chiesa, lui proprio non sopportava che la gente andasse anche sull'altare, magari nel coro, mezza svestita, insomma, perché proprio lui era di quel messaggio integrale dove ci si rispetta il corpo, specialmente in chiesa, quindi sono tante le cose che l'hanno ferito. Ecco, che cosa sta succedendo a Palermo in questi giorni? Ricordo che il sindaco La Galla dal giorno della morte, il 12, proclamò naturalmente dei giorni di lutto cittadino fino al giorno delle esequie che furono il 17 di gennaio. In questi giorni si ricorda Fratel Biagio, leggevo un'agenzia, i colleghi ovviamente mi potranno confortare da Palermo, sono stati illuminati i murales, no? Il murales che riguarda appunto l'effigie di Fratel Biagio, ma non credo che si tratti solo di questo. Marco. Sì, tanti appuntamenti, tanti eventi da ieri, oggi e poi ovviamente soprattutto domani, appunto nel giorno dell'anniversario, con una messa che inizierà alle 17:30, in cui ovviamente ci sarà anche Riccardo Rossi, ci sono tutti i vescovi siciliani che verranno proprio alla missione. Sì, sia in missione che fuori, infatti quei murales illuminati sono proprio allo Sperone, perché bisogna ricordare che Fratello Biagio non è iniziato neanche dalla stazione, ma è iniziato proprio allo Sperone. Infatti lui raccontava la croce dello Sperone. Sì, la croce dello Sperone. Infatti all'inizio è stato anche un rapporto conflittuale con alcuni gentaglia, diciamo, del bar che stava là vicino, in cui gli dissero, quando lui voleva mettere questa croce, tu le croci le metti al Camposanto, e lui rispose, io la croce la metterò qua perché il Signore deve stare al centro dello Sperone. Poi queste stesse persone anni dopo, 15 anni dopo, vennero per chiedere un nuovo segno di Fratello Biagio allo Sperone e mise anche, oltre alla croce, anche Gesù il crocifisso. Quindi con lo Sperone, quando c'è stato il momento del 30°, c'è stata un'esperienza simile a quella che c'è stata in cattedrale, soltanto che lì erano tutte le periferie che camminavano accanto tutti insieme per andare a salutare questo nuovo murales allo Sperone. Quindi è stato particolare. Che stiamo vedendo. Sì, questo qua invece è quello che sta in missione. Quello che sta allo Sperone, insomma, è tutto vestito col saio, eppure molto bello perché l'autore è sempre lo stesso, Igor. Certo. Igor Palminteri. E poi insomma, Quindi, vabbè, le due effigie, no Marco, ricordiamolo, Don Pino Puglisi e Fratel Biagio, che poi si incontrarono a un certo punto del loro percorso, ma insomma la storia incredibile e bellissima è tutta raccontata nel libro di Alessandra Turrisi e Roberto Puglisi, è un'immersione totale, anche godibile in poco tempo, per quello che mi è sembrato di capire, in una vita straordinaria. Alessandra, quanto manca Biagio? Sì, abbiamo detto che è tra noi, che è tra le persone che hanno affollato la cattedrale durante la presentazione, che è nei cuori di chi lo ha vissuto, ma in realtà manca sicuramente. Manca perché una voce profetica come la sua manca, un punto di riferimento. Io in tutto questo anno ho pensato quante volte avrebbe levato la voce
in occasione di tutti i fatti anche di cronaca così tristi, così terribili che si sono verificati. Ecco, ho sentito la mancanza soprattutto della sua parola del suo esempio in tutte queste vicende che in qualche modo la nostra società ha vissuto e sta continuando a vivere. Pensate i conflitti, no? le guerre, ma anche tutti i cosiddetti femminicidi, la grande violenza che c'è. Lui avrebbe avuto sicuramente una ferma parola di condanna, ma anche di speranza e di coinvolgimento. Mi fai pensare a uno dei capitoli del libro, L'Africa è a Palermo, una Palermo nella quale lui ha voluto incentrare tutta la sua attività, e quanto soffrirebbe, l'hai detto tu, in questi giorni in cui anche lo stesso collega Marco Gullà, vado da lui che in questo momento è anche in compagnia di un micio, quindi lo facciamo vedere nella sua, adesso si è tranquillizzato. Tra l'altro possiamo anche fare una battuta, perché Frate Biagio amava gli animali. Ovviamente. Quindi, insomma, noi abbiamo qui un gattino, anzi 2 gatti che ci siamo venuti a trovare, ovviamente i gatti di Riccardo. Amava gli animali, perché tra l'altro in missione c'erano cani, c'erano gatti, e lui dava sempre, insomma, un gesto di cortesia, ma soprattutto anche di affetto nei confronti di questi pelosetti. Ma lui proprio, c'è stato un momento che ha accolto tutti gli animali che i palermitani non volevano. Quindi a un certo punto i pesci rossi crescevano e quindi magari non andavano più bene per la boccia. Lui fece un appello e disse: non metteteli, come succede spesso nella spazzatura o in altri posti, ma portateli in missione, li accogliamo. E è stata fatta proprio una vasca per i pesci rossi. Stesso discorso anche per le tartarughine, perché noi siamo abituati a prendere quelle tartarughine piccoline, che belline, poi crescono delle tartarugone, infatti. E anche lì la gente li buttava. E Fratello Biagio giù altro appello: dateci le tartarughe, adesso abbiamo pure la vasca con le tartarughe giganti, insomma, perché poi sono cresciute. Bene, grazie Riccardo. Io voglio chiudere nuovamente con il collega Marco Gullà, perché avevo semplicemente iniziato un discorso dicendo: Marco, tu che in questi giorni ci stai raccontando una Palermo difficile davvero da vivere per i troppi episodi di violenza, dicevo poco fa, e come tra l'altro diceva Alessandra, avrebbe sofferto tantissimo Fratel Biagio sentendo la sua Palermo peggiorare da questo punto di vista, lo possiamo dire? Assolutamente sì, peggiorare, perché in un anno è peggiorata, non lo dicono le classifiche che magari possono avere, insomma, una funzionalità diversa, esatto. Però ti dico che è cambiata perché ci sono stati episodi di violenza, episodi di vandalismo, residenti che si chiudono in casa nel centro storico perché hanno paura di essere aggrediti, e poi omicidi, l'ultimo di un ragazzo di 22 anni, lì sicuramente Frate Biagio avrebbe sofferto tantissimo. Riccardo, per chiudere. Sì, chiudiamo perché abbiamo sforato alla grande, per favore. Sicuramente avrebbe sofferto. Diciamo che in questo momento siamo in un periodo veramente difficile. Fratello Biagio parlava proprio di apocalisse, quindi veramente occorre questa conversione di tutti quanti noi, perché sta peggiorando ovunque, in tutto il mondo, oltre Palermo. Grazie a voi. Grazie Marco Gullà, grazie Riccardo Rossi e grazie Alessandra. In bocca al lupo, complimenti per questo progetto che parla d'amore. Grazie. Ti aspettiamo a Catania insieme naturalmente a Roberto Puglisi, immagino ci saranno tante presentazioni, e naturalmente insomma in bocca al lupo, perché sono di quelle cose che fanno bene al cuore. Grazie a tutti voi per averci seguito. Il nostro Focus tornerà domani insieme al sindaco di Catania.